continuiamo con le interviste ai pordenonesi nel mondo dalla penisola araba e siamo oggi con Alessandro Zambon. Ciao Alessandro. Ciao Michele, ciao a tutti. Allora, Alessandro, classe 89, se ricordo bene. Corretto. Originario di Rovere d'Impiano. Nato a Pordenone, poi Ok. emigrato a Rovere d'Impiano. Ok, Esatto. Adesso sei qui a Dubai da... Questo è il terzo anno. Terzo anno. Esatto. Ok. Alessandro, questa è una delle nostre, diciamo, 4 chiacchiere in forma fisica, finalmente, on site, dopo ormai, insomma, quasi 2 anni da, ovviamente, inizio pandemia, in cui abbiamo iniziato a conoscere i pordenonesi di recente immigrazione che vivono in tutte le parti del mondo, ma come spesso diciamo ci piace partire dall'inizio della storia. Quindi raccontaci un po' come è iniziata la tua avventura fuori dal Friuli Venezia Giulia. Peraltro mi pare di ricordare avventura che è iniziata molto presto, fin da ragazzo. Avventura iniziata da quando l'età anagrafica l'ha consentito. Raccontaci un po'. Inizialmente subita, se vogliamo, nel senso che ogni estate i miei genitori mi invitavano caldamente ad andare all'estero, prima nel Regno Unito, in Spagna, a imparare la lingua e nel frattempo conoscere nuove persone, nuove culture, nuovi paesi, nuovi stili di vita, e dall'inizio l'ho un po' subita. Da che età? 13 anni. 13 anni, ovviamente da ragazzino di Rovere d'Impiano attendevo il fatidico 6, 7, 8 giugno per finire la scuola e avere quei 3 bei mesi d'estate tra Lignano, Bibione o la montagna delle nostre zone. Un po' di vacanza, tranquillo. Vacanza, tranquillità, spensieratezza, pochi compiti ovviamente, e invece di lì a qualche settimana arrivava il viaggio verso l'aeroporto di Venezia, che una volta a destra e una volta a sinistra mi portava a dover passare 3 settimane, poi 4, poi 2 mesi, un periodo Ok, quindi all'inizio l'hai vissuta anche con un po' di fatica. Un po' di fatica, non ho mai fatto resistenza, però l'ho sempre all'inizio vissuta un po' come un obbligo, un dovere, un qualcosa da fare perché sa da fare. Poi in realtà ogni esperienza ha portato tanto, mi ha consentito di, al di là di imparare la lingua, a sapermela cavare, imparare a sapermela cavare in diverse situazioni. Ricorderò sempre il primissimo viaggio, ero in un paesino del nord dell'Inghilterra con altri italiani, Sì. Eravamo in un gruppo di studenti di Pordenone e Udine. Prima sera, rientrando a casa, ovviamente mi sono perso perché non conoscevo il paese, non avevo una mappa, non era il periodo dei telefonini, degli smartphone, quindi certo. Google non mi ha dato una mano e la lingua era quella che era. Un inglese scolastico molto ancora raffazzonato e zero di disinvoltura e soprattutto poca gente in giro. Io però a casa dovevo tornarci, non avevo il numero della famiglia, quindi quando dico sapersela cavare vuol dire anche evitare di cadere in certe situazioni e prendere dei minimi accorgimenti, come avere l'indirizzo, il numero di casa della famiglia che mi ospitava. Quella sera non è successo, in qualche modo sono riuscito entrando in tutti quanti i ristoranti solo cinesi, non so per quale motivo ero capitato in un quartierino di ristoranti cinesi. La Chinatown del paesino. La Chinatown del paesino, e quindi anche dal canto loro, delle persone che provavano ad aiutarmi, il loro inglese era forse peggiore del mio. In qualche modo avevo preso qualche fotografia con gli occhi e dopo un paio di ore e qualche sudata sono riuscito a rientrare a casa, ovviamente con la preoccupazione della famiglia che mi ospitava, e mi sono arrangiato ed è stato il quid che poi mi ha spinto a imparare sempre di più a uscire dalle situazioni un po' tricky, come si suol dire, e via via col tempo, con la maturità, anche a prendere piacere, ad avere piacere nel fare, nel vivere queste esperienze, tanto che estate dopo estate siamo arrivati al periodo universitario in cui ho proprio voluto decollare con questa internazionalizzazione, dapprima con un periodo di Erasmus in Francia. Non parlavo francese, neanche merci et oui, sono partito proprio all'avventura
ho fatto dapprima un corso di francese, vivevo solamente con coinquilini francesi, che mi ha aiutato molto, e dopo con i corsi universitari, in parte in inglese e in parte in francese, ho proseguito con gli studi, dato gli ultimi esami che mi mancavano e di lì, un mese dopo, ho fatto il volo dall'altra parte dell'Atlantico, sono finito negli Stati Uniti, dove ero già stato in precedenza per sempre soggiorni linguistici durante l'estate, Ok. tra Boston, New York. Nel mentre c'era stato un trimestre in Australia, questo è stato un po' il Così. culmine tra la terza e la quarta superiore. C'è stato il culmine con questo semestre in una high school australiana, in un paese, io sono di Roveredo in Piano, ma il paesino dove ero capitato era l'equivalente forse di Mezzomonte, a livello Caspita. di connessione con centri più grandi. Tutto sommato c'era la scuola, c'era la high school, c'erano dei servizi minimi, e dal centro di Mezzomonte, dove era la mia scuola, io abitavo in mezzo al bosco, visto che avevo questi 5 chilometri che facevo in bicicletta ogni giorno, e nel raggio di 2 chilometri attorno alla mia casa non c'era assolutamente nulla. Ero nel mezzo della prateria, la sera vedevano gli animali selvatici, i canguri, di fronte a casa, quindi un qualcosa di inimmaginabile. E però anche quell'esperienza in mezzo alla natura, in mezzo al nulla australiano, mi ha insegnato tantissimo, e da là ho continuato su Cittadino quest'onda. del mondo da subito, ma facciamo un passettino Sì, indietro. Dunque, Alessandro, liceo classico, corretto, a Pordenone. università economia a Udine nella sede di Di Pordenone, Pordenone ho continuato continuando esattamente. poi la magistrale, se non sbaglio, Ca' Foscari, Mi sono spostato a Venezia, esattamente. ok? E questo essere cittadino del mondo, appunto, durante gli anni è diventata proprio una tua identità. Assolutamente, ho avuto la fortuna, l'occasione di andare da est a ovest, Stati Uniti come dicevo prima, Asia, Hong Kong, dove ho vissuto per diversi mesi per un'altra esperienza lavorativa appena finita l'università, l'Europa, Germania, ho passato diversi mesi, in Francia ho fatto 4 anni, a Parigi, e adesso Middle East, e Esatto. appena avuto l'occasione di applicare per questa posizione, non sapevo neanche bene se fosse Africa, Asia, Europa, Dubai, Middle East, ok, ma in che continente potrei andare a capitare? Ed è Asia, e le porte dell'Asia, un crocevia tra questi 3 continenti magnifici, ed è un punto di incontro di 1000 più culture. Si dice che a Dubai ci siano oltre 200 nazionalità, da ogni dove, Asia, Africa, Europa, Australia, e lo vivi, lo senti in ogni attività che fai in questa città magnifica. Adesso raccontaci che cosa fai qui a Dubai, qual è il tuo lavoro, di che cosa ti occupi. Allora, mi occupo di project management, seguo un progetto con i clienti che sono basati in Italia, un progetto di assicurazioni nel contesto salute, quindi health insurance. Siamo provider di un sistema informativo per la gestione dei sinistri, appunto salute. Mi occupo di coordinare le attività lato nostro e di interfacciarmi con il cliente, che è Allianz SPA, quindi un colosso delle assicurazioni Certo. in Europa e in Italia. Mi occupo di coordinare l'attività e il dialogo con loro, lato IT, lato business, e laddove è necessario dare degli aggiornamenti anche al management dell'una e dell'altra parte. Ok, il team che coordini attualmente di quante persone è composto? Il team di progetto è composto da all'incirca 5 persone, dopo sono supportato da quelli che si chiamano i product owner, quindi tutti quanti gli sviluppatori dei differenti componenti del sistema che abbiamo appunto venduto ai clienti, e lato cliente altrettante persone. Certo. Immagino di nazionalità diverse. Assolutamente. E quindi il tuo background, insomma, di viaggiatore porta frutti in questo caso. Porta frutti da differenti punti di vista. Il primo linguistico, non parlo arabo, però ci sono dei componenti francesi o francofoni nel team qui a Dubai, tanti colleghi libanesi, e quindi aiuta anche questo a interfacciarsi con più scioltezza.
e l'altra parte del team provengono da nazionalità differenti, Nord Africa, Europa, Regno Unito, quindi anche nel team c'è questa multiculturalità che contraddistingue la città. Alessandro ha ormai appunto acquisito nel DNA questo sguardo verso il futuro, la proiezione insomma anche verso progetti che verranno, e quindi ti chiedo qual è il prossimo passo, se c'è già un orizzonte di fronte a te. Ma senza dubbio c'è già l'idea per il prossimo passo, lo devo ancora finalizzare. Dubai è una città molto confortevole, si vive bene, nonostante quei 3-4 mesi di temperature estreme, però in generale è una vita sicura, confortevole, però per diversi motivi personali, professionali, la mia idea non è quella di rimanere qua ancora per svariati anni, ma magari in 12-24 mesi potrei compiere un ulteriore passo che scopriremo nelle prossime puntate, e se ci sarà l'occasione di accogliervi nuovamente con grande piacere, così scoprirete dove sarò finito. Noi lo speriamo, e intanto Alessandro, anche con te ci diamo appuntamento a domani, martedì 7 dicembre, da Expo, dal Dubai Exhibition Center, dove con fasce pordenonesi nel mondo, il presidente Gino Gregoris e la vicepresidente Luisa Forte, vi incontreremo tutti insieme, tutti i pordenonesi che vivono e lavorano nella penisola araba, per ragionare insieme anche sulla ripartenza del territorio del Friuli Venezia Giulia post pandemia. Alessandro, grazie. Grazie a te, È stato davvero Michele. un piacere, alla prossima. Il piacere è mio. Ciao. Alla prossima.